È come se noi avessimo una macchina e andassimo a correre per le strade in prima o in seconda e non siamo in grado di andare in terza, in quarta oppure in quinta. Nuovo capitolo del braccio di ferro tra sindacati e ULSS 2 sulle carenze d'organico in sanità e il progressivo sbilanciamento dei servizi dal pubblico verso il privato. Numeri alla mano, tra il 2019 e il 2023 sono diminuiti posti letto e risorse umane. Abbiamo un calo di posti letto in 6 anni di meno 57, di cui alcuni reparti più colpiti come l'area medica meno 67. Lo stesso vale per il personale, sempre riparametrato a livelli minimi con meno 20 infermieri in media e personale sociosanitario meno 6. Questo mette in discussione la tenuta dell'assistenza ospedaliera. Carenze di organico e investimenti sempre più esigui. Non è possibile che noi abbiamo a livello nazionale, che poi si ripercuote anche a livello regionale, un investimento sul PIL del 6% anziché il 10% come alla Germania. E ogni punto di PIL vale 15 miliardi. La sanità, anche quella trevigiana, si sta sempre più privatizzando e noi crediamo che la prima vera soluzione sia decidere che politicamente la sanità diventa uno dei punti all'ordine del giorno seriamente dell'agenda politica di questo Paese, implementando il Servizio Sanitario Nazionale. Il tema oggi non è quello di dire chiudiamo le strutture private, ma è proviamo a capire come i soldi vengono spesi e quindi provare a rimettere dritta una barra che se no avrà chiaramente un epilogo molto chiaro. Con la sanità privata, conclude Casarin, che rischia di prevalere. Uno scenario che il direttore generale Francesco Benazzi respinge con fermezza. La Marca e il Veneto, dice, registrano in realtà un valore relativo alle prestazioni del privato accreditato tra i più bassi d'Italia rispetto al pubblico, il 14% dei ricoveri, il 6,6% delle visite specialistiche. Il privato accreditato costituisce un valore aggiunto, aggiunge Benazzi, aiuta il pubblico quando serve ma senza fare quel che vuole. Siamo noi, conclude il DG, a decidere.